Siamo qui con Mirko Percolucci. Allora, Mirko, una Pumas che fatica a trovare la via del gol, e quindi la partita l'abbiamo vista. Qual è il tuo giudizio? Ma è un po' un trend che si porta avanti all'inizio della stagione. Se analizziamo un po' le ultime partite, sono state quasi tutte sconfitte dettate dalla poca lucidità sotto porta e da qualche errore individuale di troppo. È chiaro che cominciano a pesare perché forse nei tre campionati precedenti non avevamo perso tutte le partite che abbiamo perso in questa stagione qui. Però purtroppo ci sono dei momenti che sono così, non dobbiamo scoraggiarsi. E da allenatore ora e da giocatore prima ne ho passate tante di situazioni difficili come questa, e dobbiamo avere la serenità, la lucidità, ripartire da domani mattina e cercare di andare a lavorare là dove si pecca, anche se non è facile perché poi all'interno della testa dei giocatori si insinua un tarlo, è quello che creiamo tanto e non segniamo mai, quindi partono un pochino scoraggiati. Ragazzi, non posso dire niente perché veramente hanno dato tutto stasera, hanno corso fino a un secondo dalla fine. È chiaro che abbiamo pagato caro alcune situazioni, fase difensiva abbiamo lasciato tirare un paio di volte da lontano che ci è venuta la deviazione, l'avevamo preparata, insomma. Però ripeto, l'esperienza dice che ci sono delle stagioni che vanno storte e non possiamo fare allarmismi, dobbiamo continuare, anche perché quest'anno ci sono i playoff, quindi nella peggiore delle eventualità arrivare quarti permette comunque di poter accedere ai playoff. Mi dispiace perché abbiamo due partite una vicina all'altra, questa di stasera e quella di sabato a Scandiano, che potevano essere due partite che ci rialzavano un pochino la classifica e anche il morale. Però purtroppo ci sono momenti che le cose vanno storte, lavori tanto, cerchi di correggere tutto, a volte metti mano in tante cose e forse fai anche un po' più confusione di quello che dovresti. È chiaro che bisogna trovare il bandolo della matassa, quello è compito mio, è responsabilità mia. I ragazzi devono stare tranquilli perché comunque la stagione è lunga e avremo modo di rifarci. Per scendere un attimino più nel tecnico, il problema nello specifico della scarsa realizzazione qual è? Lentezza nella manovra o precisione nell'esecuzione delle conclusioni? Cioè, o un mix? Ma io in questo momento specifico lascerei da parte la parte tecnica, secondo me è diventata una cosa psicologica. È il classico attaccante che tira 50 volte in porta, non segna, poi un giorno passa di lì, gli picchia il pallone nel piede, la palla va dentro e a partire da quel momento lì fa 3 gol a partita. Sti ragazzi qui sono bravi, erano bravi, sono bravi tuttora, non è che sono diventati asini tutto in un colpo. Purtroppo ci sono stagioni che vanno male. Io da giocatore ne ho passate tante, che magari sono stato 5, 6, 7 partite senza segnare e dopo ti incapponivi, volevi fare gol per forza, non avevi la lucidità magari di scaricare una palla al compagno che era messo meglio. Stasera ci sono state almeno 4-5 occasioni, specialmente quando eravamo in superiorità numerica, che c'era il secondo uomo sul palo libero e invece abbiamo tirato. Penso, credo che sia una cosa psicologica. C'è da continuare a lavorare, sperare in una partita dove la pallina magari invece che picchiare nel palo uscire, picchia e entra. A livello psicologico la squadra si sblocca e poi dopo le qualità a questa squadra non mancano.